Invernali 2026, oggi al CONI la conference call con le federazioni internazionali invernali. Zaia, un altro passo importante per Cortina Milano, anche Alberto Tomba tra i testimonial e un inno firmato Morricone e Mogol per la candidatura. Sindacati sul piede di guerra per la grave carenza di personale scolastico in Veneto, con l'ondata di pensionamenti previsto un crollo degli organici del 30%. 270 metri cubi di materiali inerti interrati scoperti nel 2015 durante lo scavo della trincea della Pedemontana a Trissino. I sacchi hanno allarmato i residenti, scatta la rimozione, ma non si tratta di rifiuti pericolosi. Individuati e denunciati 3 militanti del centro sociale Pedro, accusati di aver aggredito lo scorso 25 aprile in un locale di Padova 2 esponenti di destra. Postamat chiusi fuori orario per contrastare gli assalti dei banditi, fa discutere la scelta di Poste Italiane. Il Codacons è un disservizio. Meno 3 giorni all'avvio della Dunata Nazionale degli Alpini a Milano, fervono i preparativi delle penne nere venete. Domenica dalle 9 la diretta dello sfilamento su Antenna 3. Si chiamerà in campo per ripartire la nazionale cantanti protagonista del triangolare calcistico del 18 maggio a Belluno. I proventi andranno a favore delle popolazioni bellunesi colpite dalla tempesta Vaia. Questi i titoli dell'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano la corsa verso la decisione del CIO per quale sarà la città che ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026, Cortina e Milano pronte all'appuntamento del 24 giugno quando a Losanna ci sarà la decisione definitiva. Oggi un nuovo passo in avanti con una conference call a Roma al CONI con le federazioni invernali internazionali. Un po' di idee ce le abbiamo, non le possiamo anticipare, ma diciamo che stupiremo tutti con effetti speciali. Cortina Milano, le candidate italiane ad ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026 sono pronte a presentarsi al meglio all'appuntamento con la storia il 24 giugno a Losanna, quando verrà presa la decisione finale del CIO. Qualche anticipazione l'ha già fornita il presidente del CONI Giovanni Malagò in occasione della conference call con le federazioni invernali internazionali. Malagò ha annunciato che sarà realizzato un inno con parole di Mogol e musiche di Ennio Morricone da inserire nel contesto dei 2 filmati di presentazione della candidatura. Ma non solo, il numero 1 dello sport italiano ha confermato che a Losanna a sostenere la candidatura italiana ci saranno grandi campioni del calibro di Arianna Fontana, Sofia Goggia, Michela Moioli, oltre che un testimonial d'eccezione, Alberto Tomba. L'incontro di oggi aggiunge un nuovo tassello al progetto di Cortina Milano, forte del dossier presentato. Lo coccoliamo questo dossier e lo alimentiamo giorno dopo giorno, la squadra è compatta, soprattutto ricordiamo che in questo paese i cittadini vogliono le Olimpiadi. E questo è grande valore. Per il governatore Zaia, quell'84% di italiani che hanno detto di volere le Olimpiadi rappresenta un valore aggiunto insieme all'organizzazione, al clima, agli hub invernali più importanti a livello internazionale, ha sottolineato Zaia, che poi ha aggiunto questo è il luogo ideale. Siamo convinti di aver fatto un bel lavoro e soprattutto ne viene fuori questa compattezza e le regioni, i comuni, il governo, il Presidente della Repubblica, che oggi ho ringraziato ufficialmente nel mio intervento, nel mio speech in inglese, perché per l'endorsement che ha dato alle Olimpiadi e che comunque dà forza al fatto che c'è un sistema paese che si presenta. Durante la conference call Malagò ha anche rivelato che qualora Cortina Milano venissero scelte per ospitare i giochi invernali, su volere del sottosegretario Giorgetti, il presidente del comitato organizzatore sarà lo stesso numero 1 del CONI. Sindacati sul piede di guerra per la grave carenza di personale scolastico. Con l'ondata di pensionamenti è previsto un crollo degli organici del 30% in Veneto. L'anno prossimo, denunciano i sindacati, ci saranno gravi problemi. Do un dato che è drammatico. Per anni hanno sostenuto la politica in maniera molto condivisa che nella pubblica amministrazione ci sono troppi dipendenti. Statistiche della settimana scorsa centrali ci comunicano che nella pubblica amministrazione italiana mancano 887.000 dipendenti. Quindi non stupiamoci se poi sanità, istruzione, sicurezza, tutti ambiti importanti, alcuni anche costituzionalmente garantiti, non riescono a garantire i servizi all'utenza e ai cittadini. La situazione di carenza di personale scolastico è ormai al collasso. Ecco perché i sindacati hanno organizzato un presidio in via Muratori a Mestre. I cittadini devono esserne a conoscenza.
questi lavoratori permettono a tutte le scuole della provincia di Venezia di avere i docenti in aula per l'attività all'inizio dell'anno scolastico, e senza il loro lavoro questo potrebbe essere messo a rischio. Ricordiamo che la scuola è un servizio essenziale garantito dalla Costituzione e quindi lo Stato, Roma, il Ministero e il Ministro si devono attivare. La nostra preoccupazione è quella che a settembre non si riuscirà a far partire l'anno scolastico. Pensiamo che questo sia un problema di tipo sociale, perché la scuola è uno dei servizi pubblici essenziali, così come la sanità, e deve essere assolutamente garantita. Purtroppo abbiamo la netta sensazione che questo tipo di servizio non potrà essere risolto, fornito fino in fondo. La situazione degli uffici scolastici del Veneto, in particolare dell'ufficio scolastico regionale e dell'ufficio di ambito territoriale qui a Mestre, versa già in una condizione di carenza strutturale del 55% di unità di personale e che con i prossimi pensionamenti se ne aggiungeranno un'altre 16 unità, compromettendo in maniera significativa la possibilità di un avvio dell'anno scolastico prossimo venturo 2019-2020. Stiamo denunciando questa situazione perché a livello centrale la risposta è il silenzio. Questo è il problema gravissimo con cui dobbiamo dibatterci. Ci spostiamo adesso nel Padovano a Conselve con un allarme lanciato dai residenti preoccupati per il fumo nero e le polveri che escono dalla distilleria che si trova vicino al centro abitato. Ieri avevo pulito tutto perfettamente, per vedere effettivamente cos'è la situazione, e stamattina questa è la situazione. Solo qualche mese fa una residente di Conselve girava questi video nel giardino della sua abitazione a pochi metri dalle distillerie Bonollo. Lunedì 6 maggio la situazione era questa. Ancora fumi e polvere scura che si depositano, come vedete, sui davanzali e sulle pareti interne delle case, ma il denso strato nero è ben visibile sui muri delle abitazioni, sulla segnaletica stradale e sugli archetti che dividono la strada dai marciapiedi. I cittadini di Conselve tornano a lanciare l'allarme sulla qualità dell'aria. La convivenza con la grande distilleria, che si trova a pochi metri dal centro abitato, è sempre stata difficile, una questione che preoccupa da anni. Da settembre poi, secondo i residenti, le emissioni sono aumentate. Nella mia abitazione noto che se vado a pulire trovo depositi di polvere che possono essere sia granulare, cioè la porto via con la mano, sia incancrenita dal tempo per il deposito che si è fatto. Le mamme hanno paura a far giocare i bimbi in giardino, ci raccontano. Ad inizio anno, viste le continue segnalazioni dei residenti e i carabinieri, c'è stato anche un vertice in prefettura con la proprietà. Arpav, che proprio davanti alla distilleria ha posizionato una centralina, è uscita più volte a fare rilevazioni, campionando le polveri. L'ultima volta solo un paio di giorni fa. I residenti attendono di conoscere i risultati, ma intanto la preoccupazione cresce. L'odore è insopportabile. A volte ci fa allontanare dalle nostre abitazioni, se non addirittura ci ha svegliato più volte anche la notte. Noi adesso vediamo che dalla distilleria c'è una nube di fumo, vediamo anche i muri neri, ma poi cosa accade anche? Accade che quello che è visibile può destare sospetto e quindi ti induce a pensare e a reagire, ma la puzza purtroppo non si può né fotografare né riprendere, quella si subisce e basta, ed è insopportabile, è un qualcosa di disumano. Intanto oggi è stata eseguita la rimozione di rifiuti speciali ritrovati nel cantiere della Pedemontana a Trissino, in provincia di Vicenza. Siamo andati ad assistere e documentare i lavori in corso. Questa è l'immagine che nei giorni scorsi aveva creato molta preoccupazione a Trissino, una lunga distesa di sacchi bianchi notati da qualche cittadino in passeggiata nei pressi del cantiere della Pedemontana. All'interno di ogni singolo sacco veniva rigorosamente versato del materiale terroso, prelevato e imballato meticolosamente da personale in tuta ermetica degna di CSI, il tutto sigillato con un'inquietante dicitura: amianto.
Oggi a sgombrare il campo da ogni comprensibile dubbio il direttore responsabile struttura progetto Pedemontana Veneta, che ha illustrato apertamente i dettagli delle operazioni in corso. Il materiale è stato classificato, caratterizzato e classificato in modo assolutamente corretto, contiene una piccolissima quantità di amianto che è inferiore ai 100 microgrammi per chilo e che quindi nel complesso il materiale non è da considerarsi pericoloso. Il fatto che ci siano i sacchetti bianchi, gli operatori con la tuta e tutte le aziende, le ditte specializzate in trattamento vuol dire che stiamo utilizzando tutte le precauzioni e tutte le cautele del caso. Tutti i giorni vengono a prenderne e portarli via. Adesso siete arrivati, noi siamo arrivati un pochino prima, c'era già il camion che caricava, ne caricano un tot 2 volte al giorno e li spostano, ma è da novembre che si lavora in tal senso. Il materiale, già ritrovato nel 2015, proveniente da qualche cantiere e smaltito abusivamente, fin dalle prime analisi presentava basse concentrazioni di amianto. Questo ha consentito la rimozione con basse caratteristiche d'urgenza e che sono state autorizzate lo scorso anno. Ora chi pagherà? Il costo dello smaltimento non ricadrà sui cittadini perché è assolutamente all'interno del rischio di costruzione che si è assunto in capo il concessionario. Ritrovamenti del genere lungo Pedemontana purtroppo non è il primo, non dipende dalla strada, dipende dalla gestione che è stata fatta da parte dei cittadini fino ad oggi dei rifiuti. Se lungo il tratto di Pedemontana si scava e si trovano dei rifiuti, meno male che li abbiamo trovati proprio lungo il tratto di Pedemontana, perché vuol dire che in questo modo il concessionario è costretto a bonificare quella parte. Postamat chiusi fuori orario, la scelta delle poste non piace alla gente che protesta, lo definisce un disservizio. La decisione è stata presa anche se non c'è l'ufficialità dopo i numerosi assalti agli sportelli delle poste. Non si potranno più prelevare contanti fuori dagli orari lavorativi. La decisione di Poste Italiane, in accordo con le forze dell'ordine, è arrivata dopo l'escalation di assalti agli ATM. L'iniziativa per il momento partirà anche se non c'è l'ufficialità nelle province di Treviso e Venezia, ma non è detto che possa essere allargata a tutto il territorio regionale. Un modo, fanno sapere dalla SPA, per dissuadere i malviventi a mettere a segno i colpi nei bancomat. Vogliamo far capire ai cittadini, dicono, che lo facciamo per motivi di sicurezza, ma alla gente questa scelta proprio non va giù. Non so perché fanno queste cose, onestamente, secondo me. Tanto se uno vuole rubare o fare qualcosa lo possono fare anche negli orari di servizio, penso io, non so. I pazzi in giro ce ne sono tanti. Non mi sembra sia una cosa giusta, perché sennò dovrebbero chiudere tutti i bancomat, anche quelli delle banche, quindi gli assalti ci sono e bisogna convivere con questo. E non si fermeranno di certo, dice lei? No, sicuramente no. Penso che sarebbe forse più conveniente il bancomat che sia sempre aperto, insomma, per la disponibilità magari delle persone magari che non hanno la possibilità nel pomeriggio, ma per cui alla sera dopo il lavoro. Secondo me non va bene, secondo me non va bene. I cittadini che dicono è un disservizio perché alla fine se uno vuole prelevare di domenica non lo può fare? Sì, appunto. Una cosa brutta per la gente, perché uno può venire per ricevere soldi, deve aspettare che non c'è bancomat, deve aspettare gli uffici. Che cosa si dice? È così. Unica voce fuori dal coro. Per me va bene così, va bene chiudere nelle ore fuori orario, sì, capito, di chiusura. Sarà solo un disservizio e basta e non risolverà il problema, dice Franco Conte di Codacons. Bisogna risolvere il problema di ordine pubblico e non diminuire il servizio ai cittadini. I correntisti di Poste Italiane infatti non potranno più prelevare la domenica mattina o sabato sera. I postamat rimarranno chiusi. È un disservizio pubblico di valore sociale, ridurre la funzionalità crea solo un disagio, spiega Conte. Poi aggiunge, insomma, Poste Italiane salverebbe così i suoi bancomat mandando i malviventi in quelli delle altre banche. Una decisione, conclude, che assolutamente non trova nessuna spiegazione. Sono stati individuati e denunciati 3 militanti del centro sociale Pedro, accusati di aver aggredito lo scorso 25 aprile in un locale di Padova 2 esponenti di destra.
Ad aggredire a colpi di sedia ed insultare al grido di fascisti Niccolò Calore, ex consigliere comunale leghista, e Alberto Bortoluzzi, referente padovano di Casa Pound, sarebbero stati tra i militanti del centro sociale Pedro, che nelle scorse ore sono stati denunciati dalla Digos di Padova. I fatti sono quelli del 25 aprile scorso, quando in un locale del ghetto in pieno centro storico i due simpatizzanti della destra sono stati circondati da un gruppo di antagonisti, rimediando qualche botta e una ferita all'orecchio. Grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei tanti che hanno assistito all'aggressione, i poliziotti della questura hanno identificato quelli che sarebbero i principali esecutori, tra esponenti del centro sociale Pedro. Le loro abitazioni nelle scorse ore sono state perquisite, trovati e sequestrati alcuni indumenti. Secondo gli investigatori si tratta proprio di quelli indossati la notte del 25 aprile durante l'azione violenta all'interno del locale di Via Gritti. I tre ora sono accusati di percosse e danneggiamento. Sono in corso ulteriori indagini da parte della Digos per individuare altre persone che potrebbero essere coinvolte nell'aggressione. Solo qualche giorno fa, proprio il centro sociale Pedro, in un post su Facebook, aveva annunciato di voler aderire alla passeggiata leghista per la sicurezza in ghetto, rinnegando ogni forma di violenza. Passeggiata che doveva svolgersi sabato scorso e poi annullata dal Carroccio per evitare tensioni. Lo scontro tra fascismo e antifascismo, che coinvolge ora anche il Salone del Libro di Torino, ha tenuto banco ieri sera a distanza tra gli ospiti di 2010 e Ring. Il solo fatto che una casa editrice vicina a Casa Pound, perché poi anche quello definiamo, non è un'emanazione diretta del partito, no, certo. Ci sono dei militanti di Casa Pound che hanno un ruolo all'interno di questa casa editrice. Questo rende impossibile, di cosa stiamo parlando? Uno stand di Altaforte alla Fiera del Libro. Allora fa benissimo Francesco Polacchi a individuare in questo antifascismo il male. Definiamo cosa si intende. L'antifascismo è quei censori che decidono da 70 anni in Italia ogni tipo di limite ideologico e di pensiero, cioè questo si può fare, questo non si può fare, al di là di qualsiasi regolamento, al di là di qualsiasi legge, al di là di qualsiasi codice penale, piuttosto che è una censura molto più stretta di quelle che sono le leggi. Le leggi permettono a Casa Pound di esistere. Come sinistra noi abbiamo detto no a questi incontri con persone che sono fasciste, cioè si dichiarano fasciste. Noi le abbiamo avute a Milano a fare il saluto fascista in piazza San Babila, dove, ecco, dicendo onore a Benito Mussolini, insomma, ecco, siamo a questo livello. Quindi assolutamente con queste persone noi non parliamo. E ci sono provvedimenti, si va in tribunale per questo, quindi non è mica vero che questi qua hanno l'autorizzazione a partecipare, certo che ce l'hanno, però ci sono provvedimenti che stanno andando avanti e che probabilmente li mettono anche fuori dalla Costituzione, insomma. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta per parlare dell'Adunata Nazionale degli Alpini in programma dal 10 al 12 maggio a Milano. Fervono i preparativi tra le penne nere del Veneto, pronte a partire per Milano nei prossimi giorni, raggiungere appunto la città che festeggerà le penne nere soprattutto domenica 12 maggio con lo sfilamento che Antenna 3 seguirà in diretta a partire dalle 9, scusate. Un appuntamento dunque da non perdere, lo ricordiamo, domenica a partire dalle 9 lo sfilamento delle penne nere all'Adunata Nazionale di Milano, e ci sarà anche un ricordo speciale, verrà ricordato l'ultimo mulo alpino iroso morto una settimana fa, con una sorpresa che però le penne nere non hanno voluto svelare. Siamo adesso allo sport volley. Le Pantere dell'Imoco Conegliano vincono il terzo scudetto della loro storia, il secondo consecutivo, battendo Novara anche in gara 3. Festa in città e tra 10 giorni la finale di Champions. Il fiato sospeso per il tie break, l'ultima palla e poi il palaverde può esplodere di giallo-blu.
È lo scudetto, è l'Imoco che si conferma campione d'Italia, è il terzo tricolore di una storia giovane ma di enorme successo. Coach Santarelli festeggia con le ragazze negli spogliatoi, mentre a Conegliano è tutto un coro di gioia. Novara rende l'onore delle armi con una partita combattutissima, ben più di gara 1 e gara 2. Dopo aver perso nettamente il primo set, impatta, si ritrova sotto e pareggia di nuovo. Solo nell'ultima frazione si deve arrendere alle Pantere, da Volos a Fabris, da De Cruyff a Silla a De Gennaro, tutte grandissime. Solo 3 set persi in tutti i playoff, dimostrazione di enorme potenza, ma non ci si ferma qui. Tra 10 giorni c'è la finale di Champions a Berlino e l'avversaria sarà ancora Novara, con una sicura voglia di rivincita. Ma è difficile contenere queste Pantere che sognano la doppietta per entrare nella storia dalla porta principale. E ancora sport, insieme però alla solidarietà per le popolazioni colpite dal maltempo nelle montagne venete. A Belluno si sfideranno la nazionale cantanti, la nazionale italiana sindaci e la nazionale poste italiane. Questo triangolare che si preannuncia spettacolare da un punto di vista sportivo, ma soprattutto credo una bellissima giornata dove riusciremo in qualche modo ad aiutare tutta la popolazione che ha subito dei gravi danni per l'alluvione. Sport, spettacolo e solidarietà si fondono per aiutare le popolazioni venete colpite nell'ottobre-novembre scorsi dalla tempesta Vaia. A sfidarsi in un triangolare che si preannuncia vincente sabato 18 maggio allo stadio polisportivo di Belluno saranno la nazionale italiana sindaci, la nazionale poste italiane e la nazionale italiana cantanti. Ci sarà Ermal Meta, Enrico Ruggeri, Nicolò Fabi, Paolo Belli, Briga, Moreno, Marco Masini, io e tanti altri. Dico questi chiedendo scusa per quelli che mi dimentico. Quanto raccolto andrà al Fondo Welfare Identità Territoriale, che da subito si è attivato per dare aiuto e sostegno alle persone che hanno subito e stanno subendo le drammatiche conseguenze del maltempo. E direi che abbiamo riscontrato una solidarietà incredibile da parte dei veneti, ma di tutti gli italiani. Questo ci inorgogliosisce e sicuramente ci rende anche responsabili rispetto a come verranno utilizzate queste risorse. La nazionale cantanti, rappresentata a Venezia da Paolo Vallesi e Leandro Barsotti, dovrà affrontare 2 avversarie agguerrite, una rappresentativa di sindaci e la nazionale di poste italiane, particolarmente temuta da Vallesi perché allenata dall'ex calciatore Angelo Di Livio. È una squadra forte, Di Livio, che io tifoso della Fiorentina l'ho anche avuto in squadra, insomma la tigna che portava da calciatore l'ha anche trasferita come allenatore, però insomma essendo una persona a modo sa quando è il caso di tirare il freno affinché si possa fare un triangolare vero che possa finire ai rigori come devono finire i triangolari. In chiusura vi ricordo l'appuntamento, questa sera a 20:10 torna puntuale in studio Viviana Dalcin del Movimento 5 Stelle e Luca Saccone dei Verdi. Adesso previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Ben ritrovati al meteo. Una nuova perturbazione atlantica si avvicina alle nostre regioni dove il tempo peggiorerà gradualmente nella giornata di mercoledì 8 maggio. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà nuvoloso ma asciutto al mattino, col passare delle ore piogge via via più frequenti anche di moderata intensità, specie sui settori montuosi. Temperature minime tra 6 e 12 gradi, massime comprese invece tra 16 e 19 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo maggiori spazi soleggiati al mattino, dal pomeriggio però il tempo si guasterà e via via le precipitazioni riguarderanno un po' tutta la nostra regione. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, massime oscillanti invece tra 15 e 17 gradi.
Poche novità sul Trentino Alto Adige, con cielo molto nuvoloso ma sarà più asciutto al mattino, poi la perturbazione raggiungerà anche la nostra regione, dove avremo rovesci piuttosto diffusi. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime comprese invece tra 14 e 15 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.